le terre che io raccolgo adesso sono gli stessi colori che mi trovo nei capitelli. Sono costruito artigianalmente una piccola pressetta che mi serve per schiacciare nuovamente le pietre e farle diventare ancora più fine. A volte il sasso che è cotto, non è che sia cotto, ma è bollito nell'acqua, le particelle diventano più tenere. Ciao ragazzi, pala, piccone e zaino. Mancherebbe solo il panno, ovvero il setaccio, e poi sembrerebbe l'equipaggiamento di un cercatore d'oro. Solo che lui, Giuseppe Orsato, non va per ruscelli, se non questo che tra poco vi dico che cos'è, e non va nemmeno in Alaska, nel Klondike, nella terra della mitica corsa all'oro fino a qualche secolo fa. No, lui viene qui, in questa frana che ha praticamente sotto casa, è la frana del Rotolon, e questo ruscello è il torrente Rotolon. Perché viene qui? Perché quando si può, ovviamente, perché ci sono dei limiti ben precisi, viene a cercare un qualcosa che per lui è estremamente più prezioso. Quindi, munito di pale di piccone, arriva qui sulla frana e viene a cercare le terre colorate. Giuseppe, ma quanti colori si trovano qui? Beh, nella zona del Rotolon è molto ricca di colori, partendo dai gialli, dai rossi, una zona anche questa qua molto ricca di ferro. E anche i verdi, ho trovato anche dei verdi in situazioni particolari e tra l'altro ricordo benissimo una volta, ma questo era il centro della frana, è uscita una pianta fossile e da lì ne ho preso un pezzettino e ho provato anche a fare un nero, è venuto un bel nero e adesso insomma l'ho provato su un affresco e sono quei classici colori che nati dal vegetale che comunque non hanno una grandissima durata sotto l'intonaci, però solo sapere dove è partito e quanti anni potrebbe avere e tutta la sua esistenza già per me è stato un sogno trovarlo. È stato questo che ti ha motivato? Sono tante le cose che mi hanno motivato per la ricerca dei colori. Una volta mio padre da bambino ricordo che mi diceva che nella Val delle Arricchidere trovava un colore celeste, colore molto particolare, e diceva, io ero un bambino, capito, e mi diceva appunto guarda che questo colore serve per fare gli occhi della Madonna. Queste sono delle frasi che da un bambino come me, curioso che era della natura, sempre in giro a boschi eccetera, mi era stata impressa e la conseguenza è che poi più grandicello ho voluto ricercare questi colori. Ecco. Sapete cos'è questo? Questo è un calcare, è un cristallo di gesso. E questo cosa succede? È molto anche abbastanza raro da trovare ormai nel Rotolon, perché questo scende a valle quando succede che il Rotolon frana, per cui questo qua si muove dalla pancia del Rotolon e sono poche le volte che abbiamo la fortuna di trovare dei pezzi di questo minerale che è molto interessante. Proverò a farne un bel bianco. Ma tu in genere sai dove andare a cercare i rossi, i gialli? Cioè ci sono degli indicatori che ti fanno capire che lì c'è quella terra colorata lì? Prevalentemente i colori si trovano nel caolino. Il caolino presenta delle striature al suo interno, è molto ricco di colori, e lì si possono trovare anche i celesti, anche i blu, i grigi, i gialli, verdi. Una volta tornato a casa, lì inizia un altro lavoro, in quanto le terre raccolte dal Rotolon non sono certamente utilizzabili per dipingere. C'è tutta una serie di lavorazioni da fare e tutt'altro che semplici per poterle portare a quel grado di raffinazione
che permette così la stesura del colore. E questo procedimento Giuseppe l'ha ereditato dal papà, a sua volta fruitore dell'eredità culturale trasmessa dal nonno, il primo estrattore di pigmenti che poi venivano dati ai pittori itineranti. Una volta che porti le terre a casa devo procedere alla lavorazione, quindi se sono terre già macinate, già tenere, diremo, allora le porto avanti all'essiccazione in modo da poter rimacinarle. Mentre se sono solide, come qualche sassolino, qualche sassi dei minerali che trovo, in particolare nella zona del Rotolon, allora lì le devo rompere, di solito le rompo con un martello, piano piano, le schiaccio il più possibile e poi mi sono costruito artigianalmente una piccola pressetta che mi serve per schiacciare nuovamente le pietre e farle diventare ancora più fine. E lì devo, il lavoro un po' manuale più duro perché devo continuare a schiacciare, a premere, ci vuole una certa forza e quindi finché diventano finissime, una cosa adatte ad essere setacciate. Prendo i setacci di varia misura, prima le setaccio con un setaccio di grossa grammatura, poi con un setaccio finissimo, in modo che queste terre diventino proprio della grana giusta per poter dipingere. Ma non è finita lì, perché per ottenere un colore più omogeneo, un colore addirittura che deve essere finissimo, devo rimacinare nuovamente, ma prima di macinarle devo procedere alla cottura. La cottura sembra una cosa, cuocere un sasso, cosa serve, no? Invece no, perché sono esperimenti che ho fatto io, non so se lo fanno anche altri, però mi serve assolutamente, perché una volta il sasso che è cotto, non è che sia cotto, ma è bollito nell'acqua, le particelle diventano più tenere e di conseguenza le rimacino nuovamente dopo averle essiccate, naturalmente, le rimacino nuovamente e allora lì riesco ad avere il grado di macinatura finissima che serve a penetrare l'intonaco, perché bisogna dire che più il colore di pigmento è fine, più riesci a penetrare all'interno dell'intonaco e quindi durare di più nel tempo. Le terre colorate ovviamente non sono un'invenzione di Giuseppe, però lui è una persona che con questa sua passione ha voluto proseguire, o meglio ripercorrere la passione a loro volta e la professionalità di alcune persone come il nonno, che venivano qui, prelevavano queste terre e da queste terre ricavavano dei pigmenti, i pigmenti colorati. E perché lo facevano? Perché questi stessi pigmenti venivano dati ai cosiddetti pittori itineranti, che erano delle persone, degli artisti che giravano di contrada in contrada per affrescare capitelli, chiese, altri edifici, per ridare così vita, colore a queste stesse contrade. Chi erano questi pittori? Ma allora Re Quaro Terme è ricchissima di capitelli e sono stati anche fatti dei libri su questi capitelli molto, molto interessanti, ma la cosa più bella è andare a vederli, a toccarli e accorgersi che quelle terre che io raccolgo adesso sono gli stessi colori che mi trovo nei capitelli. Quindi vuol dire che hanno raccolte qui. I pittori che dipingevano questi capitelli non erano grossi pittori con una levatura artistica grande, ma erano dei personaggi che vivevano, diremo, passando di contrada in contrada, di casa in casa, qualche chiesa, e facevano magari per dormire nella stalla una notte o per mangiare il piatto di minestra assieme ai committenti, diremo, faceva queste cose e viveva così. Ecco. E tu cosa pensi quando vedi queste opere? Quando vedo queste opere prima di tutto penso al mio nonno che mi ha dato l'opportunità di imparare a fare i colori, perché mio nonno
che ha vissuto nei primi del Novecento, i primi anni del Novecento, diremo, e lui faceva le terre per questi pittori itineranti. Presumo che le regalasse perché non credo avevano altre cose economiche per pagarsi Certo. anche il colore. Giuseppe porta avanti questa sua passione da molti anni perché c'è un legame profondo tra la sua attività di ricerca, la sua manualità e il senso del ricordo che alberga nei capitelli, nelle pareti delle case, nelle chiese, che sono testimonianze di una cultura materiale che ormai è praticamente scomparsa, ma che si continua a perpetuare perché è portatrice di valori secondo me perpetui, come il senso della bellezza, la devozione per chi ci crede, ma anche la capacità e la voglia di raccontare il proprio territorio, la propria vita attraverso l'uso delle terre che nascono proprio qui. Giuseppe, anche tu dipingi? Sì, faccio qualcosa anch'io, dipingo anch'io, il colore che trovo mi piace perché mi piace anche, se faccio il colore mi piace anche sperimentarlo e per sperimentarlo devo dipingere, fare qualcosa, sì, mi diletto anch'io con i colori. Cosa sono per te le terre colorate del Rotolon? Le terre colorate del Rotolò sono quell'essenza che abitando ai piedi di quella frana che è appunto quella frana notevole, grande, paurosa, però dico io una frana la chiamo la frana dolce perché con tutte quelle piogge che fa e tutte quelle cose, lei magari modifica il suo aspetto un attimo, però non ha mai fatto dei danni così per rovinare il contrario o fare danni. Sì, è venuta giù lungo il corso del torrente, però non ha mai portato lutti o qualcosa di questo genere. Per cui io vedo il Rotolon come un amico e tutte le volte che ci salgo, che vado per colori, è sempre una sorpresa perché ogni volta che vado su c'è sempre qualcosa di diverso. Da su si cercano i colori, ma trovi sempre quel posto che prima non c'era e che è venuto fuori adesso, perché questa frana si muove piano piano e di conseguenza è come andare su e fare una pesca e di trovare colori nuovi ogni volta. È veramente bello.